Questa è la storia di Venezia, 18ª parte dal 1573 al 1631. Dopo la perdita di Cipro, in prima linea con gli ottomani, ora c'è Creta e Venezia si impegna al rafforzamento delle difese. Nel luglio 1574 il doge Mocenigo accoglie a Venezia la visita di Enrico III di Francia, in viaggio verso la Polonia della quale sta per ricevere la corona. Alvesio Mocenigo muore nel 1577 e viene eletto all'età di 81 anni il vincitore di Lepanto, Sebastiano Venier, che però muore l'anno dopo colpito da un infarto dopo un incendio che danneggia pesantemente il palazzo ducale. Viene eletto Niccolò da Ponte e durante il suo dogato vengono riordinati i meccanismi di finanziamento alla base dell'economia statale. Il da Ponte muore nel 1585 e gli succede Pasquale Cicogna. Nel 1587, per sostenere l'economia, si istituisce il Banco di Piazza, la prima banca pubblica al mondo, finanziata con le risorse dello Stato. Nel 1591 succede al Cicogna Marino Grimani e sotto di lui vengono emesse numerose leggi per limitare il potere papale, garantendo il massimo controllo statale sulle strutture clericali. Preoccupata per il potere austro-spagnolo sull'Italia, la Repubblica decide di rinforzare la frontiera orientale creando una città-fortezza nel Friuli. Nel 1593 nasce Palma, tra le proteste austriache che temono che Venezia se ne possa servire come base avanzata per occupare la contea di Gorizia. Alla fine del 1605 vengono imprigionati 2 ecclesiastici come criminali comuni, senza riconoscergli i privilegi del clero, provocando il risentimento di Papa Paolo V. Il doge muore il 25 dicembre dello stesso anno. Nel 1606 diventa doge Leonardo Donà, che affronta subito le pretese pontificie rispetto agli eventi recenti, che avevano provocato il lancio dell'interdetto del Papa. La Serenissima risponde nominando come consigliere teologico Fra Paolo Sarpi, che espone in un protesto le ragioni della nullità dell'atto papale, esortando il clero a proseguire le proprie funzioni pena l'espulsione della Serenissima. I gesuiti, che non si piegano al diktat, vengono scacciati. Il 21 aprile 1607, tramite la mediazione francese, si arriva a un accordo, la consegna dei 2 ecclesiastici arrestati alla Francia in cambio della revoca dell'interdetto. Nel 1609 Galileo Galilei sul campanile di San Marco presenta al doge una nuova invenzione, il canocchiale. Il doge muore nel 1612 e viene eletto Marco Antonio Memmo. Nel 1613 Venezia inizia la guerra contro i pirati Euscocchi, protetti armati dell'Austria, che iniziano a essere combattuti con azioni di blocco e di sterminio. Morto il doge nel 1615 viene eletto Giovanni Bembo e a fine anno gli Uscocchi mettono a ferro e fuoco il territorio di Monfalcone, provocando la reazione di Venezia, che dichiara guerra all'Austria. Partendo dalla città-fortezza di Palma, i veneziani occupano Cormons, Aquileia, Cervignano, arrivando ad assediare la strategica fortezza goriziana di Gradisca. Gli austriaci passano all'offensiva in Istria, occupandone la parte settentrionale e attivando gli Uscocchi per attaccare via mare. L'offensiva austriaca viene rinnovata nel 1616, nel tentativo di conquistare anche l'Istria meridionale, ma senza successo. Intanto il 24 febbraio i veneziani tornano a stringere d'assedio Gradisca, ma la resistenza del forte li obbliga alla ritirata. La guerra di Gradisca riprende nel giugno 1617, quando cadono sul campo sia il comandante austriaco che quello veneziano, mentre il castello viene assediato per la 3ª volta ed è sul punto di cedere. A quel punto la Spagna minaccia di intervenire. A luglio, poi, i 10 iniziano a sospettare che l'ambasciatore spagnolo Bedmar, attraverso una rete di spie, stia congiurando contro la Repubblica. Venezia stringe contatti con la Francia, che si offre di favorire le trattative di pace. Il 6 novembre, con la pace, viene ristabilito lo status quo, ma l'Adriatico viene dichiarato mare veneziano, vietando l'ingresso a qualunque vascello da guerra non autorizzato. La Serenissima poi si allea con la Repubblica delle 7 Province Unite, entrando in guerra contro il Regno di Napoli e armando accanto alla tradizionale armata sottile di galee un'armata grossa di velieri, mercantili armati e vascelli noleggiati a olandesi e inglesi per affrontare la potenza spagnola. Intanto procede la congiura spagnola contro Venezia, pianificando un attacco dal mare della flotta spagnola supportato da un'azione interna da parte dei rivoltosi. Il progetto fallisce sia nel novembre del 1617 sia nel marzo 1618, in occasione dei funerali del doge. Ad aprile viene eletto Niccolò Donà, che muore però il 9 maggio. Il 12 maggio i 10, nel mezzo dell'interregno, passano all'azione e ordinano l'arresto e la condanna a morte dei nemici dello Stato in combutta con gli spagnoli. Antonio Priuli diventa nuovo doge. La Serenissima tenta a quel punto di sbarrare il passo della Valtellina agli spagnoli, in quel momento impegnati nella guerra dei 30 anni, sobillando i conflitti religiosi nel Canton Grigioni, rinnovando nel 1619 l'alleanza con gli olandesi. Nel 1620, mentre in Valtellina i cattolici compiono l'eccidio del Sacro Macello contro la popolazione riformata, i pirati Uscocchi vengono debellati, ponendo fine alla guerra con Napoli. Quasi contemporaneamente Venezia entra in guerra a fianco dei Savoia e dei francesi contro gli spagnoli imperiali nella guerra di Valtellina.
Nel 1623, alla morte del Prioli, viene eletto Francesco Contarini. Durante il suo dogato, Venezia si allea con la Francia in funzione antispagnola. Nel 1625 gli succede Giovanni Corner. La Francia riesce a spingere la Danimarca contro Spagna e Impero, allargando il conflitto in corso, ma nel 1626, a causa delle difficoltà interne, è costretta a firmare un trattato di pace. Di conseguenza, anche Venezia è costretta a trattare con gli spagnoli, riconoscendo la Valtellina come territorio autonomo sotto il loro protettorato. Si tratta però di una tregua solo temporanea, tanto che nel 1629 la Serenissima interviene contro la Spagna nelle questioni sorte attorno alla successione del Ducato di Mantova, rinforzando la flotta con il noleggio di 10 vascelli da schierare nell'Armata Grossa. Nel 1630, dopo la morte del Corner, mentre viene eletto Niccolò Contarini, a Venezia esplode la peste, portata in Italia dalle Anzichenecchi. In ottobre il Senato veneziano, su richiesta del Doge, fa voto di costruire una chiesa in onore della Madonna, se la peste fosse finita. A marzo 1631 il morbo inizia a diminuire di intensità, permettendo di iniziare la costruzione della Basilica di Santa Maria della Salute. Si stima che Venezia, in quell'epidemia, ha avuto 98.000 morti. E in quei mesi muore anche il Doge.